Saluto gli amici di Chioggia Azzurra. Questa mattina abbiamo l'onore di avere nella nostra città Sergio Berlato, europarlamentare, che è stato invitato dalla candidata alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre per Fratelli d'Italia, l'avvocato Patrizia Trapella. Questa mattina penso, Patrizia, aiutami, faremo un giretto, faremo vedere all'onorevole la nostra città. Sì. E poi magari ci fermiamo per un aperitivo da buon veneto, penso che possa gradire. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo veramente l'onore, come dicevi tu, di ospitare, lui ci tiene tanto, deputato italiano al Parlamento europeo, presiede la Commissione Ambiente, è molto vicino al mondo della pesca. E quindi questa mattina l'abbiamo voluto invitare proprio per incontrare sulle rive i nostri pescatori che sono ancora in fermo pesca per qualche giorno, per poi ritrovarci ad ascoltarli tutti uniti alle 12 qui al Bar Lux, di fronte, storico bar di fronte al mercato ittico, e quindi grazie Sergio per essere venuto qua con noi. Grazie a te Patrizia, grazie al tuo invito. Io torno a Chioggia perché ci vengo spesso e vengo qui non per fare le passerelle, ma vengo qui per sentire le esigenze delle marinerie, del mondo della pesca, che vedono nell'Europa alle volte un pericolo per effetto di alcuni regolamenti che vengono approvati e che possono penalizzare le nostre specificità. Ma l'Europa non è solo fonte di pericoli, è una fonte anche di grandi opportunità che per essere sfruttate devono essere conosciute. Quindi siamo qui per sentire le esigenze del territorio, di chi lavora onestamente e ogni giorno si sacrifica per poter garantire a se stessi e alle proprie famiglie un'esistenza dignitosa. A queste persone noi dobbiamo il nostro ascolto, prima di tutto, dobbiamo continuare ad avere l'umiltà di stare ad ascoltare quali sono le problematiche del territorio e poi tradurre la nostra azione, il nostro impegno nelle istituzioni per cercare di dare aiuti e risposte concrete. Ci sono tante opportunità che vanno sfruttate, noi vogliamo sentire, ascoltare, ma anche informare su quali possono essere queste opportunità. Siamo qui per questo, grazie a Patrizia che ci rappresenterà in maniera più che adeguata in Consiglio regionale del Veneto, essendo lei candidata per il rinnovo del Consiglio regionale, elezioni che si terranno il 20 e il 21 di settembre prossimi. Con lei faremo gioco di squadra, faremo filiera, perché le opportunità che possono arrivare sia dall'Europa che dalle regioni del Veneto devono essere messe a disposizione dei cittadini anche di Chioggia e di tutti coloro che operano in queste località.